Va ora in onda 30 minuti con Bruno Zanette. Appuntamento settimanale di costume e informazione. Ogni sabato mattina su Veneto Globe e RC Radio. Cari amici, buongiorno, eccoci qui anche oggi, sabato, 30 minuti con Bruno Zanette. Vedete qui chi vede, chi sente in radio si affretti ad andare su Veneto Globe e può vedere queste meravigliose persone che sono qui con me oggi e che mi hanno solleticato quando mi hanno presentato l'ipotesi di fare una trasmissione con loro. Alla mia sinistra c'è Angela Colmellere, che è sindaco di Miane. Ciao Angela. Ciao, buongiorno a tutti gli spettatori. Poi abbiamo un personaggio particolare che mi ha stuzzicato qualche tempo fa, poi vi dirò perché. Si chiama Adrian Melikovici. Ciao Adrian, benvenuto. Ciao Bruno, grazie. E poi abbiamo la signorina Diana Dron, che oggi ci farà da interprete. Ciao Diana. Buongiorno, un piacere, buongiorno. Allora, perché oggi è una giornata particolare, una giornata speciale? Perché vi racconto, qualche settimana fa si sono presentate due persone nel mio negozio. Faccio un po' di pubblicità per il negozio, ma guardate che bel sindaco che ho qui vicino. Nel mio negozio si sono presentate due persone, due signori distinti. C'era Adrian Melikovici e Cati Florea, erano insieme e sono venuti a fare un piccolo acquisto e parlando io ho visto questo personaggio, direi come si può dire, un po' strano, vedevo in lui l'umiltà di una persona che comunque aveva passato, aveva avuto senz'altro una grossa esperienza nella vita. Abbiamo cominciato a dialogare e mi ha raccontato che lui ha fatto un percorso dalla Romania all'Italia a piedi, scrivendo, poi ha scritto un libro, poi ce lo racconterà lui, e è andato a trovare il sindaco di Miane. Raccontami, sindaco, quando ti sei vista arrivare questo personaggio, questo straordinario personaggio, direi. Assolutamente sì. Allora, tu dicevi prima che questo personaggio era un personaggio strano, io lo ritengo assolutamente simpatico. È proprio stata la sua simpatia unita anche alla sua sensibilità, alla sua umiltà, che mi ha fatto proprio avvicinare a lui e anche affezionarmi a lui. In quanto mi ha raccontato appunto come era venuto in Italia, come aveva scelto di vivere a Miane e che cosa voleva lui dare al nostro paese e quindi al nostro comune. E questa è una cosa, un esempio credo unico. Da 7 anni che più o meno sono sindaco, non mi era mai capitato che una persona che provenisse da un altro territorio, da un'altra nazione, desiderasse conoscere principalmente il sindaco, e quindi questo mi ha fatto tornare, è come se mi avesse fatto fare un salto indietro nel tempo. Quando c'era un certo rispetto per le istituzioni. Sì, comunque anche andare dal sindaco significava comunque andare a far visita al capo del paese, no? E quindi al primo cittadino. Ecco, certo. Al primo cittadino, e quindi farsi parte della comunità per viverla appieno, insomma. Quindi credo questa è stata la cosa che mi ha emozionato di più, e sicuramente anche è l'esempio di integrazione che io vorrei e che voglio, nel senso l'Adrian quando mi porta i suoi pensieri, le sue riflessioni, le sue opinioni, spesso noi facciamo delle conversazioni anche piuttosto vive e appassionanti, e da queste si capisce come appunto ci sia il desiderio e l'umiltà di essere accettati, accolti sulla base di quello che comunque si può portare per essere valutati e considerati e quindi uniti ad un gruppo che è già comunità. Ecco, allora, prima di andare, poi torniamo a te, prima di andare ad Adrian, io vi dico, Adrian parlerà un po' italiano, un po' rumeno, e per quello che abbiamo la Diana che farà da interprete.
Però io andrei su in quel di Cadel Poggio, signor Sindaco, lei è mai stata su? Assolutamente sì. Ecco, un posto straordinario da Alberto di Cadel Poggio, dove il Prosecco incontra il mare. Perché andiamo lassù? Perché questo è il sostegno di questa trasmissione. Alberto e la sua famiglia sostengono da 3 anni questa trasmissione perché ritengono che sia una trasmissione che a 360 gradi racconta le peculiarità del territorio e questo noi vogliamo fare. Ecco perché coinvolgiamo i sindaci, coinvolgiamo tutti coloro che del territorio hanno qualcosa da raccontare. E poi magari alla fine andremo a trovare Alberto in quel dica del Poggio dove il Prosecco incontra il mare. Adesso passiamo al dottor Adrian. Senta, dottore, lei non faccia il solito simpaticone che vuole raccontare la sua vita. La sua vita è stata una vita di sacrifici, non è stata una passeggiata quella che lei ha fatto per venire in Italia. Ci racconti quando e ci racconti perché ha avuto quest'idea. No, dagli il microfono che così sentono anche i vostri connazionali. Certo. Vicino al microfono. Vreau să-i povestești când și cum ți-a venit ideea să faci plimbarea asta, cum a chemat-o el, din România până în Italia. Grație, mulțumesc. Ideea mi-a venit în cursul anului 2012, mai exact undeva în primăvară. Allora, l'idea mi è venuta nel 2012, quasi vicino alla primavera. Și nu m-am gândit la o plimbare, ci la un proiect intercultural. E non ho pensato semplicemente ad una camminata, bensì ad un progetto interculturale. Pentru a-i cunoaște pe connaționalii mei cum trăiesc în străinătate și pentru a încerca să le insuflu dorința de a se întoarce în țară sau de a se integra acolo unde trăiesc. Sì, praticamente la sua idea è stata quella di conoscere i propri connazionali per vedere come vivono al di fuori del nostro paese e cercare soprattutto di infondere in loro o il desiderio da un certo punto di vista e l'idea di tornare a casa oppure soprattutto e principalmente di integrarsi in questo caso in Italia, nel paese dove ormai vivono da tanti anni. Che è quello che a me ha colpito moltissimo, Sindaco, perché quando Adrian mi ha detto che la parte del suo progetto era quella di convincere i connazionali che bisognava ricostruire il proprio paese o comunque costruire il proprio paese, a me è piaciuto moltissimo perché non è soltanto un modo per integrarsi nel paese in cui vai, ma per apprendere per fare conoscenza del paese in cui vai, per poi portare questa conoscenza nel proprio paese. E questo mi ha entusiasmato, mi ha fatto piacere moltissimo e per quello che ho accettato di continuare il dialogo che poi è sfociato nel libro, insomma. Aș vrea să spun 2 cuvinte, dacă îmi permiți, Bruno, sau aproximativ 30 de secunde. Bruno, se gli permetti, vorrebbe spendere 2 parole, 30 secondi, 2 parole proprio. Vreau să-ți dau câteva exemple de români integrați în Italia, numărul e lung. Vorrebbe portare un paio di esempi di rumeni integrati in Italia. Și doar 2-3 nume din afara Italiei, pentru că noi suntem în toată Europa și trebuie să înțelegem că trebuie să respectăm anumite lucruri. Un paio di nomi di persone integrate anche in altri paesi all'infuori dell'Italia, perché noi comunque essendo sparsi ci sono comunque tante testimonianze da portare. Numele pe care le voi pronunța nu sunt doar foarte bine integrate, dar colaborează excelent atât cu autoritățile din țările unde trăiesc, cât și cu asociațiile culturale și fac evenimente frumoase. I nomi che porterà non sono semplicemente di persone integrate, semplicemente che vivono, ma che sono comunque in collaborazione con le istituzioni italiane, bensì anche con associazioni comunque rumene che rappresentano comunque il proprio popolo nel territorio.
De exemplu, par esempio, Constantin Șorici dalla Roma, Cristi Merchia dalla Roma, Lidia Fichiosi dalla Arezzo, che sta lavorando a Radio Wave International, Aurelia Cioromila, Eliana Dogaro, Nicoleta Simion, il presidente dell'Associazione Culturale Romena della San Donà di Piave, Daniel Săbăuanu, il presidente dell'Associazione Culturale Romena della Sacile, la professoressa Carina Margareta Cesa, dalla Londra, Cristian Gabriel, un poetul, Cristian Gabriel Groman, din Olanda, familia Șarpe, muzicianul Claudiu Șarpe și poeta Maria Șarpe, din Belgia, de la Bruxelles. Cei de la Bruxelles colaborează și cu parlamentarii europeni, cum ar fi Mirela Niță, Elena Holban, sau de la Paris, cum ar fi Cipriani Rus și Florentina Robitu, și lista este foarte lungă. Inclusiv în Italia, a Verona, e una giovane poetessa che si chiama Antonella Colcer. Și lista e foarte lungă, nu pot să-i amintesc pe toți și îmi cer scuze dacă nu mi-amintesc acum pe toți, dar ei sunt mult mai mulți. Allora, questi sono i nomi più importanti a cui lui comunque si ispira anche, soprattutto comunque poeti, anche cantanti, come diceva giù in Olanda, e alcuni presidenti di associazioni. La lista è ancora lunga, non può ricordare tutti, però certo, comunque ci sono tantissime persone che si vogliono integrare attraverso le associazioni e le collaborazioni con l'Italia e con i paesi dove vivono comunque all'estero in Europa. Și ultimul nume pe care îl adaug pe lista amicilor mei italieni, în afară de Angela Colmelere sau alte nume frumoase de italieni, cum ar fi Giancarlo Germani, de la Roma, ultimul nume pe care îl adaug acum și cu mare bucurie este Bruno Zanette, de la Veneto Globe, și mă bucur pentru asta. Ha detto che il nome più recente che aggiunge alla sua lista di amici, a parte il sindaco Angela Colmellere, e Bruno Zanette, che è un nuovo amico e che gli fa piacere averla incontrata. Grazie, io sono molto onorato e naturalmente l'essere riuscito a portare qui in studio Adrian, pensare di farlo accompagnare dal sindaco che aveva vissuto l'esperienza dell'arrivo di Adrian, pensavo, signor sindaco, che fosse una delle trasmissioni che poteva avere un risultato culturale e di alta qualità, proprio per e lo stiamo vedendo adesso, lo stiamo sentendo, lui ci racconta dei personaggi che si sono integrati non solo in Italia, non solo qui in giro, ma anche nel mondo, e che vogliono nell'integrarsi comprendere, conoscere, per poi divulgare quella che è il meccanismo dell'integrazione. Sì, assolutamente sì, è proprio questo il nocciolo di tutta questa bella storia. Quando appunto Adrian è venuto da me mi ha detto: dimmi cosa io posso fare per voi. E quindi credo che queste siano le parole più belle che comunque ci potessero essere regalate, che segnano appunto la volontà, la disponibilità, la generosità, certo, nel mettersi a disposizione di una comunità. E questo un sindaco non può non accettarlo e non valorizzarlo, certo, anche per come appunto va valorizzato. Sicuramente ci sono tantissimi esempi di buona integrazione, questo è uno dei tanti, infatti ce ne sono tante altre storie che fanno appunto dell'integrazione anche una ricchezza, purtroppo tante anche no, però in questo senso all'interno della comunità rumena io devo dire che abbiamo sempre avuto esempi comunque positivi, perché perlomeno nel nostro tessuto sociale la gente lavora, la gente si dà da fare, la gran parte insomma è occupata e non crea problemi. Io credo che appunto forse voi conoscete anche un po' la mia storia. Io, per quanto riguarda
proprio l'integrazione come fenomeno, ho talvolta anche delle perplessità, nel senso che sono stata molto spesso anche critica, ma critica nel senso del voler che sia riconosciuto il giusto. Secondo me integrazione significa rispettare le regole del paese che ti ospita e di conseguenza far sì anche di essere appunto poter essere rispettati, però dare e avere, quindi deve essere un giusto scambio. Io credo, come avevo detto anche ad Adrian in una seduta pubblica, perché ogni tanto l'ho anche accompagnato quando presentava eventi particolari, perché ci tengo e ne sono, ripeto, affezionata, quindi mi piaceva... Ci vengo anch'io, Adrian. Mi piaceva esserci, ti ricordi Adrian a Pordenone quando siamo stati a Sacile, quando siamo stati insieme, ecco. E anche lì ho detto alla comunità che si era radunata, bene l'integrazione, ma importanza che ci siano le regole rispettate, perché quelle stesse regole sono quelle fondamentali di orientamento e quindi di pilastri di riferimento proprio per tutti, sia per chi entra in Italia e che non sa cosa aspettarsi dall'Italia, sia per chi dall'Italia c'è già e quindi vorrebbe anche regalare ancora di più, però dinanzi a questo bisogna essere tutti allo stesso livello, e sia anche per coloro che l'Italia la vivono perché sono nati in Italia e quindi sono italiani. Certo. Il rispetto da parte di tutti fa sì che le cose diventino molto più semplici e che anche il processo di integrazione, di accoglienza sia veramente regolato come va detto. Questo, se così fatto, va a vantaggio di tutti. Certo. E serve anche per discriminare chi in Italia vuole venire per serie ragioni e per validi motivi e quindi per dare e regalare a se stessi al paese, da chi invece viene qui con altre intenzioni. E quindi le regole servono proprio per far andare avanti sempre il meglio in questa società. Vedi Adrian, ti è capitata la fortuna, posso darti del tu, sì? Certo. Allora, ti è capitata la fortuna di trovare il primo interlocutore, un sindaco, con gli attributi. Perché? Sai cosa vuol dire? Che ha la capacità di gestire le situazioni. Perché pur volendo assolutamente che vengano rispettate le regole, nelle regole accetta l'integrazione e aiuta all'integrazione. È solo così che si può fare. E una delle cose che tu hai dentro è quella di porti per dare qualcosa. E quello che io ho interpretato, è quello che stiamo dicendo adesso, che tu ti poni per dare qualcosa per poi ricevere conoscenza nel paese dove tu vuoi integrarti. Questo a me ha fatto molto piacere e ha fatto scattare quella scintilla che può aver fatto nascere questo rispetto reciproco e magari questa amicizia fra noi. Tu vrei să dai ceva în schimb și să ai ceva în schimb pentru integrare, că asta e ideea ta de bază și că ai avut, despre asta vorbim, și că ai avut noroc să întâlnești oricum un primar care să te ajute în chestia asta. Apropo de ce a spus adineauri Angela, riguardo di quello che ha appena detto Angela, eu unde trăiesc acum, adică la Amiane, fac două lucruri importante. E nel posto dove vivo io adesso, ovvero a Miane, faccio due cose importanti. Primul lucru ce mi se pare absolut normal. Il primo, che mi sembra assolutamente normale, e să nu-mi uit țara de unde am venit, locul unde m-am născut și să-mi promovez continuu valorile poporului român. E non dimenticare il luogo da cui vivo, il paese dove sono cresciuto e promuovere comunque i costumi del mio popolo. Certo. Iar al doilea lucru are legătură cu ce ai spus adineauri. E la seconda cosa c'entra con quello che hai appena detto tu. Este foarte important ca românii care au ales să locuiască în Italia, dacă tot le place să trăiască aici toată viața sau mai mulți ani. È molto importante che i rumeni che abitano qua, se vogliono comunque vivere bene e per tanti anni, să respecte în primul rând legile țării de adopție. Rispettare in prim luogo le regole del paese adottivo. Să facă lucruri frumoase, să colaboreze cu autoritățile sau cu italienii de rând.
e fare cose belle, collaborare comunque con le autorità italiane o semplicemente con gli italiani comuni, diciamo, le persone comuni. Și le garantez eu că absolut nimeni nu-i va privi urât dacă se vor comporta și se vor integra așa cum am vorbit eu adineauri. E posso garantire che se fanno quello che ho appena detto, ovvero se rispettano le regole, se si comportano bene, non avranno motivo per essere visti comunque di cattivo occhio. Eu exact asta am făcut și de 3 ani de când sunt la Miane nu am văzut absolut niciun cetățean italian și nici în Italia care să se uite într-un mod ciudat la mine pentru că sunt român. De ce? Pentru că respect fiecare popor și respect această țară unde am ales să trăiesc. Allora, è quello che io ho fatto, ho sempre rispettato le regole e dai 3 anni, da quando vivo in Italia, non ho mai incontrato un italiano che mi sembrasse comunque che mi guarda in modo strano o che potesse pensare che sono rumeno e quindi non sono da prendere in considerazione, insomma. Allora, siamo arrivati a un buon punto della trasmissione, purtroppo 30 minuti con Bruno Zanette sembrano pochi, sembrano tanti, ma poi alla fine sono pochi perché non si riesce. Ma raccontata, intanto vediamo di tornare in quel di San Pietro di Feletto, dove c'è il mio amico sindaco che ha avuto l'intelligenza di sostenere anche lui delle strutture ricettive per il nostro turismo e una delle strutture ricettive più importanti del posto è proprio il ristorante Ca del Poggio Resort, dove si possono accogliere ci sono mi sembra una cinquantina di camere e dove c'è veramente un'accoglienza straordinaria perché Alberto e la sua famiglia sono straordinari. Naturalmente anche con te Adrian andremo a conoscere questo straordinario personaggio, saremo loro ospiti perché lui è un personaggio molto intelligente e dell'integrazione intelligente ne fa anche la sua storia. Adesso che abbiamo fatto un altro passaggio in quel di Ca del Poggio, visto che non ci sono molti minuti ancora davanti, raccontaci un po'. Adesso hai raccontato la filosofia e abbiamo compreso la filosofia di vita che ci accomuna comunque. Adesso raccontaci del tuo viaggio e poi, guardate, io ho avuto il grande onore, grande piacere di avere dedicato il libro di Adrian e ho incominciato a leggerlo. Non posso dire, Adrian, che l'ho letto tutto, sarei un bugiardo. Ho incominciato a leggerlo e posso dirti che certi passaggi mi hanno commosso ed emozionato. Quando l'avrò letto tutto sarò pronto a venire ad aiutarti a presentare il libro in qualche occasione, naturalmente insieme a Angela. Volentieri. Posso dire qualcosa? Tu adesso lo spazio è tutto tuo, puoi raccontare quando sei partito, da quando sei partito a quando sei arrivato, puoi raccontare qualche aneddoto del tuo viaggio e poi arriviamo al libro. Fiecare emisiune de 30 de minute din țara mea de origine întotdeauna a durat câte o oră. După aceea, măcar că a fost și partea a doua. Ha detto che qualsiasi programma della Romania che dura mezz'ora, con lui presente è sempre durato un'ora. Purtroppo abbiamo limiti. Poi ne facciamo un altro, anzi io sarò onorato di averti ancora qui con noi. Această expediție am purtat-o pe o distanță de 2200 de chilometri. Questa spedizione l'ho portata su una distanza di 2200 chilometri. Cu steagul țării mele și al Uniunii Europene. Con la bandiera del mio paese e quella dell'Unione Europea. Scopurile principale fiind promovarea orașului pe care îl iubesc foarte mult. E con uno degli scopi principali essendo comunque promuovere la città che lui ama tanto, ovvero la sua città natale. Al valorilor țării mele. I valori del mio paese. Ce vedeți pe prima filă este turnul Chindiei, construit în timpul lui Vlad Țepeș, domnitorului Vlad Țepeș, cunoscut în toată lumea sub numele de Dracula.
E quello che si vede sulla prima pagina è la torre della Chindia costruita nel periodo di Vlad Tepes, che tutto il mondo conosce con il nome di Dracula. Alte scopuri ale expediției au fost integrarea tuturor oamenilor. E un altro scopo della spedizione è stata l'integrazione di tutte le persone. Mai puține războaie, antiviolență, antidiscriminare, E meno guerre, violenza e discriminazione. dar să și cunosc țările pe care le-am parcurs și să promovez de asemenea valorile țărilor unde am ajuns. Ma anche conoscere i valori dei paesi che ho percorso per arrivare qui e anche promuovere i loro valori, quello che ho conosciuto. Aici vreau să fac o mențiune care interesează poporul italian. E qui voglio specificare una cosa che interesserà il popolo italiano. Și v-aș ruga să nu credeți că e o laudă. E vi chiedo di non pensare che sia un vanto. Sunt primul jurnalist din România care a scris un articol despre situația sosirii emigranților din Africa. E sono stato il primo giornalista a scrivere qui a riguardo dell'arrivo degli immigranti dell'Africa. Titlul articolului se numește Italia trebuie ajutată și este scris acum 2 ani. Il titolo dell'articolo è L'Italia deve essere aiutata ed è stato scritto 2 anni fa. L-am scris în limba italiană L'ho scritto in lingua italiana și am vrut să fie un mesaj pentru responsabilii Uniunii Europene încă de acum 2 ani. e volevo che fosse un messaggio per i responsabili della comunità europea già 2 anni fa. Pentru că Italia nu poate suporta să ajute de ani de zile atâtea sute de mii de oameni. A salvat multe vieți, iar Uniunea Europeană până în acest an a stat puțin nepăsătoare. Perché l'Italia ha sempre aiutato così tante persone, però ultimamente è sempre più difficile e l'unità europea fino a quest'anno non si è mai data tanto interesse per la situazione. Nu poți împărți bugetul Italiei doar celor care nu fac nimic sau celor care vin să ceară. Acest buget trebuie sprijinit, iar factorii responsabili Uniunii Europene ar trebui să fie mai atenți când critică Italia în anumite privințe. Nu poți să împărți acest buget cu oameni care doar vin să ceară. Non puoi dividere praticamente i soldi solamente dell'Italia tra le persone che vengono semplicemente a chiedere senza dare niente in cambio. E per questo motivo l'Italia che deve essere comunque sopportata e avere qualcuno alle spalle. Iar când responsabilii Uniunii Europene critică Italia, E quando i responsabili della comunità europea criticano l'Italia vis-a-vis de politica imigranților, a riguardo della politica degli immigranti, ar trebui să fie mai atenți, pentru că Italia primește de mulți ani refugiați și la Bruxelles s-a auzit abia acum. e dovrebbero stare attenti perché l'Italia riceve già da tanti anni gli immigranti e a Bruxelles hanno appena scoperto. Ecco, è vero. Quello che sta dicendo Adrian è sacrosanto e abbiamo solo 2 minuti. E purtroppo non abbiamo raccontato bene il tuo viaggio. Quando è che possiamo farlo di nuovo? Fra, non so, 15 giorni, un mese, lo possiamo fare? Quando voi? Va bene, allora ci metteremo d'accordo. Adesso dobbiamo per forza passare ai saluti finali perché il tempo è tiranno. Hai capito che il tempo è tiranno purtroppo e io non lo posso sopportare quando il tempo è tiranno perché vorrei stare qui con te ancora mezz'ora. Invitiamo anche Katy, vieni qui dietro di noi e mettiti pure vicino ad Adria. Grazie. Ecco, Katy è quella che mi ha dato la possibilità che lei è stata l'intuitiva, che c'era qualcosa che poteva legarci quel giorno lì. Io l'ho aspettato alla fine della sua spedizione e l'ho tenuto stretto qua. Ecco. Allora, facciamo il giro, diamo la parola al sindaco. Mi sembra che purtroppo, vedi, il tempo è passato veloce. Lei, signor sindaco, sarà presente anche lei la prossima volta con me o veniamo su a trovarvi? Volentieri. Ecco, allora, Vi aspettiamo con molto piacere tra le nostre colline del Prosecco di OCG e non solo, perché siamo anche noi una zona collinare che sorride proprio alla vita. La posizione i sindaci che fanno pubblicità al loro territorio. Sì, il nostro territorio, il nostro Veneto è unico.
Ha delle bellezze che veramente vanno riscoperte, valorizzate, e quindi si deve, un sindaco ha il dovere di promuoverlo, perché veramente ne vale la pena. Grazie, e quindi grazie a voi, mi sono piaciute le parole di Adrian, complimenti ancora per tutto quello che hai fatto, e perché questa è la sua manager, anche la sua manager, facciamo tanti complimenti, perché una persona, io dico sempre anche al mio gruppo, quindi alla mia squadra, un sindaco fa, però se non ha con sé le persone che lavorano con lui, non conta niente quello che fa. gli obiettivi non si raggiungono così come in squadra. Il tempo è tuo, i 30 secondi, i 30 minuti sono diventati 30 secondi, saluta il nostro pubblico. Vreau să salut toți telespectatorii acestei emisiuni, să mulțumesc mult pentru că am fost invitat aici, să-i mulțumesc primăriței din Miane că mi-a fost alături, așa cum mi-a fost alături de când am sosit aici în Italia, și să le spun tuturor românilor să fie mândri de ei, să se integreze cât mai bine, și sper că cu altă ocazie vom putea vorbi mai mult și îmi va face totdeauna plăcere să fiu aici. Voglio salutare tutti i telespettatori, e salutare te e ringraziarti e ringraziare il sindaco per la possibilità comunque di essere stati qui, e voglio salutare anche tutti i miei connazionali e augurarli che riescano ad integrarsi e ad essere parte di questo paese sempre di più. Adrian, grazie, diciamo ai tuoi connazionali che noi siamo qui, torneremo ancora a parlare di noi e di voi, in quel di San Pietro di Feletto, dove il Prosecco incontra il mare, cade il Poggio, andremo a mangiarci un risottino. Ciao a tutti gli ascoltatori, arrivederci a sabato prossimo. Avete ascoltato 30 minuti con Bruno Zanette. Appuntamento a sabato prossimo.